Oggi si conclude la prima settimana della Festa del Risotto di Vilimpente edizione 2013. È l'edizione probabilmente numero 65, dico probabilmente perché qualcuno dice che è iniziata nel 47, chi nel 48, quindi abbiamo una storicità di un certo tipo e molto importante. È uno dei motivi però questo periodo così lungo che fa sì che la Festa del Risotto di Vilimpente sia ormai una delle più importanti feste popolari dell'intero nostro territorio. Anche la nostra collocazione geografica a cavallo di due regioni fa sì che questa festa sia sentita in luoghi abbastanza diversi tra loro. Usiamo praticamente quasi esclusivamente prodotti mantovani, quindi il riso vialone nano che è tipico della nostra zona, la carne di maiale di cui ovviamente la Provincia di Mantova è produttrice, così come il grana padano che è un altro dei prodotti tipici nostri, perché questi sono gli ingredienti semplici del risotto alla vilimpentese. Perché la vilimpentese? Perché è il tipo di cottura che viene fatto qui, quindi molto sgranato, molto asciutto ed è la sua particolarità che permette di essere così unico nel panorama della nostra zona. Ci sono 170 volontari che per 14 giorni si adoperano per molte ore per far sì che questa festa riesca. Veramente il grazie e non mi stancherò mai di ringraziarli, va proprio a loro. Puntiamo ad avvicinarci ai 40 quintali di risotto cotto e distribuito, il che vuol dire che superiamo le 60.000 presenze. Per un paese di 2.200 abitanti devo dire che non temiamo confronti. Tutte le 14 serate sono coperte da spettacoli musicali, di intrattenimento. In più, visto che il 25 di maggio è stato inaugurato l'ultimo lotto di restauro del castello, c'è il castello che è visitabile e fruibile proprio da questa edizione e che in futuro sarà un'ulteriore attrattiva per il nostro comune. Il primo documento che ci attesta l'esistenza del castello è del 1047 sotto l'abbazia di San Zeno di Verona e è stato conteso appunto fra Gonzaga e Scaligeri, quindi fra Verona e fra Mantova, per un 400 anni circa. Intorno al 1200 è stato costruito il mastio ed è stato rafforzato il castello comunque, e nel 1405 abbiamo la carta, diciamo, abbiamo il documento che da Venezia stabilisce il passaggio del castello dagli Scaligeri ai Gonzaga, quindi sotto Mantova. Anche per le prossime 2 settimane il castello sarà visitabile venerdì, sabato e domenica. La domenica sia al mattino che alla sera. Cogliete l'occasione per venire alla festa del risotto e visitare il nostro castello e soprattutto non perdetevi gli appuntamenti che si possono trovare sul sito di Vilimpenta, del comune di Vilimpenta.